Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su F1 Manager 22 e mi dispiace troppo, guarda. Mi sono accorto che io ragazzi i video li registro, sono già tipo adesso registrando un video ma sarà per il 27 settembre, cioè nel senso, ma io adesso in questo momento sono al 18, quindi mi porto avanti. E quando ho registrato i due video di F1 Manager con quello della safety car, che sono riuscito a portare a casa la vittoria con due safety car, c'è una roba mostruosa, era il periodo che stavo andando a Milano, quindi l'ho fatto in velocità e a vedere la partita del Milan-Bologna. E quindi al posto di fare l'altro file ho messo lo stesso. Quindi la gara più bella con 1000 colpi di scena, due safety car, incidenti, ritiri e vittoria di Norris non l'ho fatta. Chiaramente l'ho cancellato perché dopo cancello quello che registro, quindi pazienza. Ma boh, siamo qui in Austria adesso e siamo undicesimi e dodicesimi, quindi una qualifica di merda. Vai. Allora, vediamo. Perché le qualifiche le ho fatte anche tempo fa, quindi posizione di partenza è il quinto. Scusa. Ah, giusto, vedi, vedi, ho fatto le qualifiche ancora 7-8 giorni fa, non mi ricordavo più, sono quinto in realtà, ok. E Ricciardo invece che hai messo male, vabbè, perfetto, infatti mi pareva strano. Va bene. Allora, mi fai vedere il tracciato un attimo. Non è prevista pioggia. Ok, prestazioni. 1, 4, 6, ok. Va bene. Andiamo a fare le strategie. Pioggia non c'è, fin qua ci siamo. Però così, nel senso, mi sembra che... Scusa un attimo. Così secondo me può farcela. Ok, benissimo. Mentre il buon Lando, che cancelliamo queste. Ma io proverei la stessa, sinceramente. Mi sembra la migliore. Teoricamente dovremmo esserci, speriamo. Se ho sbagliato sono un cretinotto. Ok. Carburante mettiamo al massimo. Ok. Chiaramente si parte a cannone. E si parte a cannone. Boh raga, ripeto, mi piace troppo per quella gara del Canada, la più bella. Persa per una cappellata veneziana. Si intravede qualche nuvola in cielo sopra la griglia di Mi fa partenza. piacere. Ed ecco Lando Norris. Non è a ridosso dei primi come sperava, Stai buono. è il momento che stavamo aspettando, il Gran Premio d'Austria. Vai Fio, Gran Premio d'Austria, voglio fare grandi cose, eh. Ci spente Per e piacere. via Vai. partita. Stiamo sullando ovviamente. Vediamo come sono partiti gli altri. Ma dai, tanti con le hard però, eh. Oh, tanti con le hard, non me l'aspettavo. Ricciardo 14esimo, ovviamente se non fa cappelle, Ricciardo non è lui. Grande subito Norris, però di arroganza. Okay, mate. Good job. Subito Norris di arroganza mi supera Russell, ottimo. Well done. Vi racconto la vittoria del cane, è stata bellissima, La raga. McLaren sale e va In avanti. pratica eravamo sempre a ridosso del podio, arriva la prima safety car, facciamo la strategia giusta, cambiamo le gomme prima degli altri. Ultimi giri, siamo in lotta per il primo posto, safety car. Io avevo le gomme anche messe meglio, ho potuto tirare fino alla fine e ho vinto, benissimo. Con 3 ritiri addirittura, quindi una figata, però, peccato, vabbè. Ok, il primo giro sta andando.
Ricciardo, già 12°, bravo Rick. È chiaro che le gomme devono tenere, quindi non potrò tenere sto ritmo per tantissimo. Buono Ricciardo, me lo godo Ricci. Adesso vediamo se c'è margine, 11° Ricciardo. Siamo a margine per superare le Ferrari, sarà dura. Comunque primo Verstappen per il momento. Dai che Norris, comunque diciamo che adesso abbiamo un ritmo con i nuovi componenti e tutto, che è qualcosa anche sviluppato chiaramente in Canada. La macchina va sempre meglio. Andiamo su Norris. Andiamo su standard un attimo. Se no veramente bruciamo le gomme. Adesso vediamo con questo ritmo se riusciamo a stare con i primi. Ok, Ricciardo supera Gasly intanto. Vale, intanto attenzione, Leclerc supera Max. Mettiamo un po' le gomme, erano troppo, diciamo. Erano già belle aggressive, però vedo che anche gli altri sono aggressivi, Ok, Ricciardo è già in zona punti, questo è buono. Dai Lando, siamo tutti con te, piccolo. Però Lando consuma tanto di più rispetto a Ricciardo il carburante, mamma mia. Questo è pazzesco. Ok, 1,5 dal leader. Siamo anche in zona di RS in realtà, però hanno un ritmo ovviamente più elevato gli avversari, cioè ci sta. Ci sta. Possiamo velocizzare un attimo per capire la situazione. Qua mettiamo equilibrata ed equilibrata. E vediamo cosa succede. Che noi comunque abbiamo un bel vantaggio su Perez. Ok, fastest di Norris, benissimo. Un bel, cioè, tiro veloce con questo ritmo di gomme e carburante è perfetto. Intanto Ricciardo sta prendendo questo gruppotto, perfetto. Molto bene. Le soste ce le abbiamo tutti e due vicini, insomma, nel corso del 41esimo giro, toh. Giù di lì. Velocizziamo un po'. 1,4, Ricciardo è sempre là. Attenzione, aspetta che sta arrivando qua Perez. Yellow flag, blocco ruote, yellow flag. C'è stato un bloccaggio qui. Vettel. Cos'è successo? Diamo uno sguardo. Vediamo cosa ha combinato Seb. Va per campi, Seb, va per campi. Sicuro non ne sarà felice. Vettel per campi. Sta arrivando Perez, purtroppo. Siamo su aggressivo, vediamo Ricciardo. Vai, aumentiamo un po' i giri. Norris, te prego. Vediamo l'usura. Siamo circa là. Però Perez sta rompendo in mano, ce la fa Perez, hanno più ritmo Red Bull, ragazzi. Red Bull purtroppo hanno più ritmo, cioè, lo sappiamo.
Purtroppo lo sappiamo. Focus on Devo route spingere un first. po' con Ricciardo, però voglio che recuperi qualche posizione. Let's try and push up. Tanto Norris si difende bene per il momento. Okay, understood. Però Perez là. Perez è veramente attaccato. Ok. Che non abbiamo un gran ritmo. Vabbè, quinto. A questo punto. Recharge off. Recharge off. Io in questa prima stagione, come ho detto in Canada, voglio fare punti, voglio arrivare almeno quinto nella classifica e basta. Costruttori, sarà il prossimo anno che voglio lottare per il mondiale, spero. Tanto Ricciardo sempre decimo. Mi devo tenere le gomme adesso. La Red Bull è avanti. Possiamo tornare a spingere qua. Sorpasso spettacolare della McLaren. Ok, bravo no. Norris in realtà adesso anche di nuovo il carburante è messo bene, quindi So just keep taking care. You're doing a good Ricciardo job. supera Ocon, perfetto. Beh, Perez e Norris è una lotta che secondo me non fa bene a nessuno dei due, però vabbè. La McLaren sale e va avanti. Ok, per fortuna abbiamo comunque non perdiamo dal gruppo di Russell, Hamilton, Alonso, Ricciardo. Ricciardo sta consumando troppo però, non va bene, non va bene, non va bene. Bisogna capire qua, non è semplice. Intervallo sempre Sembra che qualcuno 2,8. sia andato largo. Mi fa piacere. Qua fai il sorpasso di Norris su Perez. Qua è sempre così. Per fortuna non perdiamo, anzi da Hamilton. Qualcuno è andato largo? E comunque Ricciardo è ottavo, bene. La Red Bull passa. Molto buono. No, no, mamma mia, l'ho visto fuori qua Ricciardo, Vai. E vai. Con le gomme. So, chi ovviamente chi ha le hard sta risparmiando. Noi abbiamo 68 Ricciardo, 72 Norris. Va bene, dai. Siamo in media con gli altri, perfetto. Molto bene Ricciardo, punta a tenere l'ottava. Bravo Ricciardo. Che se vogliamo fare medie e soft, dobbiamo tirare. Norris sempre quarto, però in lotta. Non ce lo scrolliamo, il Perez. E comunque nei primi tre abbiamo 8 secondi di ritardo. Mamma mia, i primi tre stanno volando. Leclerc, Sainz e Max. Mamma mia, come vanno i primi tre, fioi. Ricciardo in mezzo proprio al gruppo 8. Norris torna quinto, ovviamente. E ritorna qua. C'è proprio una lotta così. Sainz adesso è il primo. Guarda come tiene. Beh, Ricciardo sta perdendo una vita praticamente. Ancora lunga però la sosta, Non so se riusciamo a mettere le soft, ma vedremo. Sono un po' dubbioso. Comunque Ricciardo sale al settimo posto, molto bene Ricciardo, molto bene.
Più che altro vedo che comunque l'usura c'è, non è un'usura bassa secondo me. Spettacolare della McLaren. Velocizzare un pochino. Attenzione. Yellow flags ahead. Yellow flag. Lunga. No, non troppo. Testa coda? Schumacher, testa coda, vaffancuore. Guarda quanto sta tenendo Ricciardo, è pazzesco. Come? Beh, qua il carburante di Ricciardo è spaventoso, ma perché è rallentato da questo cazzo di gruppo. Dai Ricciardo, provaci. Proviamoci, grandissimo Ricciardo. Grandissimo Ricciardo. Adesso vediamo se riesce ad andare via. Good job. Let's keep In caso cambia la strategia con Ricciardo metto le hard a sto punto. Non so cosa fare perché vedo che comunque l'usura c'è. Sale e va avanti. Vediamo se riesce ad andarsene un po' Ricciardo. This is really good. Vai. Use the overtake button. So che Norris c'ha un bel... Okay, understood. È messo bene anche Norris come carburante, perfetto. Vai Ricciardo, scappa via. Bravo Ricciardo, ha fatto una bella rimonta però Ricciardo, non possiamo dire un cazzo adesso. Ci accumuliamo un po' anche con Norris. And recharge should be on. Okay, understood. E che vedi Perez e Ricciardo si continuano a superare l'uno con l'altro, è pazzesco. Di non perdere la posizione, non perderla. Ecco. Subito persa, appena fatto accumulo, subito. E avanti. Che bello. Okay. Ricciardo ci riprova, mamma mia che rischio. Che rischio per Ricciardo, mamma mia. Ok, siamo su neutro. Off. Okay, understood. Boh, adesso Ricciardo se ne sta andando, perfetto, perfetto. Bravo Rick, bravo Rick. Siamo nel corso del 23esimo giro dei 71 previsti. Vediamo un attimo qua come siamo messi. Leclerc domina, Sainz secondo, Verstappen terzo. Norris sempre in lotta con Perez. Che Perez c'ha le hard anche, cioè incredibile, riesce comunque a starmi dietro, cioè è pazzesco. Vuol dire che sta tirando come un porco. 61, tutti hanno un'usura anche minore rispetto alla mia. Ok, Ricciardo sta andando fuori anche la DRS, perfetto. Bravo Ricciardo, mi sta piacendo. Stiamo su standard, adesso tiriamo un po' con Norris. Tire. Okay. Vediamo se Norris riesce ad andare via. Tirando un po' di più. 100% pace, 100% Ma pace. guarda che roba. Dai, adesso forse Norris deve prendermi quel vantaggio per stare fuori dal DRS. Vediamo se ce la fa. Vediamo se il mio Lando ce la fa. Certo che gli altri usurano molto meno, Niente da fare, Lando non si schioda con Ricciardo, cioè neanche così. Tanto il fastest è di Sainz. Ci stiamo provando ma non riusciamo proprio neanche così. Siamo su standard e basta. 59, 62. L'è dura. Tanto Alonso ha ripreso Ricciardo. Appena abbassiamo il ritmo è spaventoso però, cioè è pazzesco. C'è un gruppotto comunque obeso qua perché siamo in 5 macchine per la sesta posizione.
Velocizziamo un po', va. Ricciardo perde la posizione, strano. Ottimo sorpasso per l'Alpine. Ok. Attenzione, c'è la girandola dei box adesso, eh. C'è la girandola. Della McLaren. Ora Sainz ai box. Vediamo cosa mette. Sono proprio curioso. Te box le hard ovviamente. Però Sainz si trova nel traffico adesso. Ma secondo me scelta un po' sbagliata a mio parere. Good job. Sosta al 28esimo. La McLaren sale A sto punto però mi conviene fare così. L'usura è comunque alta. Let's have 100% pace. 100% pace. Diamo tutto. Secondo me non si può fare la strategia. Forse ci vorranno 2 soste sicure. Okay, use deploy. Okay. A mio parere ci vogliono 2 soste. Però adesso tiriamole e spremiamo le gomme a questo punto. Recharge on is good. Vai. Okay, understood. Tutti vanno ai box velocemente. Vedo che comunque perdi tanto quando c'è l'usura. O non molla, Perez, è impressionante. Perez non molla e mi supera addirittura. Ok. La Red Bull passa. Sì, un super Perez, ragazzi. Ufficiale. Okay. Vai box anche Charles. Siamo quarti e secondi, raga, incredibile. Bandiera gialla, ma per poco. La Red Bull è avanti. Siamo al 44. Tutti sono con le hard. E secondo me ci sarà comunque un'altra sosta, a mio parere. Questo è il mio pensiero. Siamo tutti là, chiaramente perderemo tanto, vediamo. Però pochi hanno fatto le soste davanti, Nice job. Finché posso devo tirare. 39 Ricciardo. Niente, comunque Perez veramente sta dominando, Just be careful with this tire. Boh. Andiamo ancora un po' avanti. Secondo me Norris ce la fa andare un po' avanti. Facciamo così. Leggero. E così. Vediamo cosa riusciamo a fare. Più teniamo ovviamente meglio è. Adesso le gomme di Ricciardo sono messe male. Opzioni box, però mettiamo le hard. Ok, il prossimo giro vai box. Box this lap, box this lap. Box confirmed. Buona. Ricciardi box. Norris lo teniamo qua. Non c'è problema, Beppe, non c'è problema. Che la vedo dura poter andare con le soft. Cioè, è un rischio. Ok, Ricciardo è uscito, adesso vai. Vai, Rich. È uscito al 9° posto. Va bene, Rich. Va bene, Rich.
Norris è secondo comunque, 14 secondi su Perez, non bastano ovviamente. Cioè scusate, Verstappen ha 14 secondi su di noi abbiamo i 20 su Ricciardo, ma qua siamo attaccati. Ma non hanno fatto le soste loro, ok. Solo Sainz e Leclerc, e allora mi piace. Boh, adesso Ricciardo deve tirare come un porco perché è bello lontano. Ok, 38esimo giro. Cioè, io provo le soft con Norris, faccio il rischio, non mi costa nulla rischiare. E vediamo come va. Andiamo, sicuramente perderò qualcosa, ma è normale. Sainz sta arrivando, ma Sainz ha anche già fatto la sua sosta. Ok, Alonso i box. A questo punto Stay close. Alright. vai. Box in questo giro anche per Norris. Ok, adesso dobbiamo capire se abbiamo fatto la scelta giusta. Mancano 31 giri. Ne abbiamo fatti 40 sulle hard. Cioè sulle medie. Quindi dobbiamo assolutamente gestire le soft. Se vogliamo tentare una sosta, vediamo come va. Ok, sosta per Norris. Sorpasso spettacolare della McLaren. Buon Ricciardo ottavo. Ok. Questa cosa che... No, Ricciardo è proprio dietro, non mi piace moltissimo. Vediamo se Ricciardo arriva. Non deve rompere i coglioni a Ricciardo. Grazie. Ok, è uscito adesso. Buono. Devo partire un po' così, non posso permettermi di andare subito a bomba. Settimi e ottavi siamo. Però qualcuno qua deve ancora fare la sosta. Ocon, Russell, sì dai, ci siamo. Yellow flag intanto. Spero non no, safety car se n'è finita. Yellow flags. Testa coda, non dovrebbe... Ecco il replay. Vediamo. Rivediamola. Ecco l'auto di Alonso. Beh, bene comunque. Ecco il momento del... Un rompicoglioni in meno per noi. Buono. Anche i colpi di scena sono quando non riesco... Quando cancelli i video, sono un figo, cazzo. Dio. Solo il cume può fare ste robe. Vediamo se ho fatto la scelta giusta. Sono proprio curioso. Sono l'unico che gira sulle soft. Tutte hanno le hard. Vediamo l'ultimo giro. Vediamo in quanto giro rispetto a Verstappen nei box intanto. Un 8, beh dai, non giriamo male. Siamo quinti adesso. Adesso anche Perez dai box. Ricciardo è settimo. Purtroppo non superiamo Perez, siamo a un secondo da Perez. E siamo quinti, sempre là, sempre qua, è cambiato poco. Quinti e sesti. Ecco, Ricciardo ha guadagnato, Ricciardo è stato bravo, bravo Ricci. Ricciardo, bene. Però è chiaro che Ocon e Russell hanno una mescola di vantaggio e hanno anche, sono messi anche meglio come usura. Non sarà facile. Andiamo un po' veloci. Bandiera gialla ma dura pochissimo. È stato
stato un bloccaggio in pista? Vabbè, la Tiff, ma chi cazzo se ne frega? Ricciardo è vicino con Ocon, invece... Linea avanti ora. Ocon se lo fa, ho paura. La mescola conta, purtroppo. Vabbè, noi dobbiamo fare punti. L'obiettivo è il quinto posto nella classifica della scuderia e nella costruttori, invece voglio il quarto, e anche il quarto è fattibilissimo. Ricciardo perde la posizione, era abbastanza prevedibile. La recupera di nuovo. La McLaren sale e va avanti. Qualcuno va ai box dietro. Mamma mia come sta recuperando Ocon. Ai ai È ai. andato largo. Beh, Russell largo, godo. Ocon spinge tanto. Devo cominciare a spingere anch'io però, Okay, Lando, 100% pace, 100% pace. Confirm. Male, cazzo, male. Mi supera Ocon, supera tutti. Sorpasso spettacolare della McLaren. Buono. Adesso Ricciardo mi puoi rallentare? Ecco, grazie. Vediamo se mi riesce a rallentare un po'. Scappa via, Norris, scappa via. Ricciardo è il secondo per me, cioè c'è poco da fare. Ma no, Ricciardo, non devi superare il mio compagno, zio. Cioè, Norris, zio Ken. Recharge button on. Yep, understood. Rincoglionito, Ricciardo. Bravo, bravo, rallentamelo. Yellow flag intanto. Yellow flag. Corta però. Qualcuno ha bloccato le ruote. Stroll, ma va bene, in culo, Stroll. Buono, buono, se ne sta andando qua Norris, perfetto, però stiamo bruciando le gomme, Ma ho paura di non aver fatto la scelta giusta, Non mancano tanti giri, ma Norris adesso per avere il vantaggio devo fare almeno 1 o 2 giri così. Ho quasi 3 secondi da Perez. Mamma mia, le Red Bull e le Ferrari sono di un altro pianeta. Comunque, noi siamo i primi degli umani alla fine. Bravo Ricciardo, tieni duro finché puoi. Ok, basta. Torniamo da Norris. Vediamo gli ultimi laps. 1.8.0. Sì, no, giriamo anche bene, però a che prezzo? Con le gomme finite praticamente. E comunque perdiamo la Perez nonostante questo. Dopo le soft non sono le gomme della gara, c'è poco da fare. Vai. Andiamo avanti. Tanto Ocon supera i cazzo. Ocon ha superato subito Ricciardo, benissimo. Sorpasso per l'Alpine. Meraviglioso. Ocon ha veramente un ritmo superiore al nostro. Noi dobbiamo proprio comunque le soft sbagliatissimo. Ora sono pentito di averle messe. Teniamo un po' anche il carburante adesso. Io sono anche pirla però a tenermi su neutro. Qualcuno ha allargato la traiettoria. Vettel.
lasciamo Conce superato, ovviamente. Rallentamelo, ti prego. Non mancano tanti giri, qua possiamo di nuovo spingere. E Ricciardo mi supera, ma no, guarda, Ricciardo sei un coglione. Ecco. Oh, manco male. Swap positions, please. Chiaro che ha perso anche la posizione suo con, però. Che pirla, Ricciardo. Cazzo, mi supera. L'Alpine Ok. avanti ora. Lo so, lo so. Andiamo avanti un po'. Ocon è vicinissimo, purtroppo. Bloccaggio in avversario. Ha bloccato le ruote ed è andato Sainz, dritto. no, che pirlone Sainz. La Ancora. McLaren è lanciatissima ora. Rallenta le Ocos, devi fare, Ricciardo. Devi rallentarmi. Ocon. Voglio Norris davanti, ero il primo pilota, decido io. Comanda il cume, signori. Ok. Norris non ha più gomme però, Norris non ha più gomme. E mancano ancora 10 giri. Non sarà facile tenere la posizione il suo con. Andiamo un po' più veloci. Ocon supera Ricciardo. La McLaren sale e va avanti. Niente, purtroppo anche qua non abbiamo i colpi di scena. Sorpasso spettacolare della McLaren. Ricciardo sta avvicinando anche a Ocon. Ma non ho più gomme io però, Non ho veramente più gomme con Norris. No, Ricciardo devi rallentarmi Ocon, per forza. Questo è quello che devi fare. Ecco, appunto. Andiamo di sorpasso, vai Ricciardo, supererà. Deploy. Okay, understood. Andiamo di potenza. Però veramente le gomme finite. Use overtake. Cheers. Spingi, spingi, porco. Yellow flag intanto. Incidente. Incidente, incidente. C'è stato un incidente. Ha coinvolto molte auto. Diamo Vediamo. un'occhiata al replay. Ok, guardiamola. Ecco Schumacher. Mamma mia. Ecco Brutto. l'impatto. Ci sono pochi dubbi su chi ne sia responsabile. Qualche penalità anche qua per Schumacher. Nessuno dei due ritirato, però. That was good. Ok. Penalità per l'avversario, mi fa piacere. In safety car, ma onestamente a 2 giri dal termine era abbastanza improbabile. Poi senza ritiri comunque difficile. Mamma mia, non ho più carburante, non ho più gomme io,
Just be careful with this tire. Tieni duro, piccolo Norris. Lo so, lo so. More with the rear. Conserva... Mamma mia. Understood. Can we change tires? Ho 2 secondi e 6. Mancano 2 giri. Ti prego, dai. Teniamo la quinta e sesta piazza, per piacere. 2 laps to go. 2 giri troppo teso, dai, 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 dai. 5, ultimo laps, final lap. Final lap per tutti. Dai che va bene quinto e sesto, siamo i primi dei, diciamo, degli umani. Attenzione Ricciardo, si sta avvicinando pericolosamente. Okay, keep looking after the Non rompere i coglioni Ricciardo. Okay, understood. Però manca ancora un giro, manca. Ho fatto la K, niente, Ricciardo deve superarlo purtroppo. Okay, understood. Stay close. Ultimo giro. Cool. Ricciardo non è di più, è giusto farlo andare. recharge off, recharge off. Vediamo se Norris riesce a tenere il suo con... Porca puttana. Dai, che è anche un punto più importante ai nostri livelli. Che non ho veramente più gomme. Vince Charles, secondo Sainz, terzo Verstappen, quarto Perez. Leclerc! Charles Leclerc si aggiudica il Gran Premio. Sì, è giusto far andare Ricciardo, comunque come messe meglio ed è più veloce. Purtroppo si le soft non avevano proprio senso, sinceramente. Buono, buono, chiudiamo. Quinti e sesti, perfetto. Bravi ragazzi. Molto bene. Vediamo la classifica. Allora, Norris è sesto comunque, Ricciardo guadagna 2 posizioni, bene. Nella costruttori siamo quarti e con un bel margine sull'Alpine. Bene ragazzi, bene, bene, bene. Bravo Ricciardo, bravo Norris. E il punto sviluppo, godo. Perfetto. Soldini arrivano e godo. Allora, regolamento sportivo. Punti doppi per l'ultima gara. No, contro. Una merda. McLaren, ok. Qua tutte le Leclerc è primo, lo sappiamo. Gara fantastica. La velocità massima. Ok. Non ti propone la scienza della scuola. Partecipa. Ok. Perfetto. Molto bene. Aggiornamento centro di progettazione. Perfetto. Tutoriale interiori. Ok. Ala anteriore. Approccio affrettato. Facciamo un 4, dai. Noi siamo tranquilli. Ma il progetto quanto manca? 6 giorni e 2 giorni. Lettone posteriore. Ok, dai. Non manca tanto. Urgente. Pancia laterale appena possibile, ok. Barini. Alettone posteriore completato. Adesso facciamo produzione. Ok. Benissimo.
Siamo solo sotto scocca, ma posso produrre qualcos'altro, no? Come facciamo? Ho detto pance laterali. Ok. Vediamo, posizione in griglia. Non vedo tutti sti aumenti. Velocità massima, devo migliorare la velocità massima, ragazzi. Ma è che non vedo sti miglioramenti che dicono, sinceramente. Ok, buono. Continua. Progetto completato sotto scocca. Caio Colette. Ho smesso di pensare ad altro per piacere, ragazzi. Un attimo di pazienza. Tutti non si parte delle segnali carte contrarie. Non saranno introdotte, perfetto. Sotto scocca, produci sotto scocca, affrettato. 4 anche qua. Okay. Soldi ne abbiamo. Va bene. Gara è prevista pioggia? No, nuvoloso, va bene. E vediamo adesso però l'auto. L'anteriore. Vediamo un attimo il magazzino, ok. Abbiamo questo. Alettone posteriore. Installa sull'auto 1 e installa sulla... Oh, avevo quello nuovo adesso, scusa. Si gode. Pance laterali. No, aspetta, installa sull'auto 1. Ottimo. Sì, che insomma non è che abbiamo delle prestazioni mostruose, comunque, purtroppo. Sotto scocca. Questo è buono. Ah, non possiamo ancora perché non è ancora non c'è ancora la produzione. Vabbè, motore. Nuovo componente. Passiamo al 63, 69, 60. Stiamo su questo però. 59, 69. Un po' bisogna prendere il componente nuovo però, ERS 64, 59. Ok. 57, 50, 60, 85. Stiamo su questo. Sì, qua siamo a posto, perfetto. Buono raga, ci becchiamo. Obiettivi, facciamo gli obiettivi insieme. Ok. Raggiungi Q3 con tutti e due. Va bene. Posizione finale. Tra i primi 10 con tutti e due. Posizioni finali, numero di piloti 2. Dai, proviamo. Vai, la rischiamo. Dobbiamo arrivare sesti con tutti e due. Non è semplice, almeno tra i primi 6 con tutti e due, però io ci provo. Raga, sotto il comandante veneziano siamo in piena lotta. Assolutamente per arrivare nell'obiettivo che è quinto posto, ma io voglio il quarto, essere il primo, diciamo, degli umani. Raga, ho saluto il comandante veneziano. Ciao!